fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica i diritti del cittadino. Mi dispiace abbracciarti, ho proprio mezzo minuto perché sì. Era una notizia da dare quando c'erano ancora Salin, Pettenò, eccetera, eccetera. Noi del Movimento 5 Stelle oggi dovevamo portare qua i due consiglieri regionali, o uno dei due dell'Emilia Romagna, Favia e De Franceschi, però nello stesso momento in cui c'era il convegno loro erano impegnati nella discussione di una mozione che ha visto la convergenza della maggioranza, quindi in Emilia Romagna Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra e Verdi, che impegna il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Regione Emilia Romagna a mettere in atto tutte le azioni possibili per contrastare la riconversione a carbone, visto che qui vorranno modificarla il 19. La modifica è contro la modifica dell'articolo 30, quindi anche, a impugnare per incostituzionalità, mi dispiace che non sia Ceruti perché lo spiegherebbe meglio, a impugnare l'emendamento presente in finanziaria. La mozione è stata approvata mezz'ora fa a maggioranza, con la Lega che è scappata dalla porta per non votare. Questa è una notizia, mi pare che sia positiva. In ogni caso il parco del Delta del Po ferrarese è interessato quanto il nostro alle vicende del carbone. Seconda notizia, sabato a Roma c'è stata un'assemblea del comitato referendario antinucleare che si è trasformato in forum energia bene comune, si è creata una costituente. Il primo, va bene, guarda, c'era Gianni che lo spiega meglio di me e c'è neanche tu benissimo. Allora, siccome non è stato detto lo dico io, uno dei primi impegni è stato quello di prendere a simbolo della battaglia per l'energia pulita, quindi a favore delle rinnovabili contro i fossili, la vicenda della centrale di Porto Tolle. E si è pensato che intorno ad ottobre probabilmente si farà una manifestazione nazionale nel Delta. Mi sembra una cosa abbastanza importante che sia diventata una questione nazionale, visto che è sempre chiusa negli articoletti o nelle lettere di qualche giornalucolo locale. In questo senso noi partiremo già a fine luglio cercando chi sarà disponibile per programmare, per vedere di mettere in piedi questa manifestazione. Ultima cosa, siccome ho sentito tanto parlare lavoro, ambiente, soldi, eccetera, eccetera, l'anno scorso, 2010, il totale della CO2 emessa a livello planetario da attività antropiche, quindi da attività antropiche significa che la emettiamo ma non si riassorbe, il 60% è per la produzione energetica, ha raggiunto il picco di 30 miliardi,6 di tonnellate complessive. Nella centrale di Brindisi, che l'emissione di CO2 è di 14 milioni di tonnellate, credo che sia la più elevata in Europa. Il progetto a cattura e sequestro di CO2 tanto sbandierato, che dovrebbe essere applicato anche qua a Porto Tolle, ne cattura lo 0,615%, sono stati investiti i famosi 100 milioni. Quindi vedete voi, siccome poi la CO2 in più la pagate voi, cioè la paghiamo noi, e abbiamo già sforato di oltre 85 milioni il tetto che era previsto per noi per il 2020, penso che anche solo per non rimetterci di tasca nostra, salute, ambiente, eccetera, eccetera, ma anche soldi, sia il caso di questi mausolei, di farne appunto dei musei di archeologia industriale, lasciarli lì. E poi un'altra cosa, con tutti i tavoli che vogliamo mettere in campo potremmo procurare lavoro come falegnameria. Basta con i tavoli, si dice no, punto e basta. La centrale deve chiudere. Allora, invito gli ultimi due a chiesto la parola e invito anche magari Ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti
del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino.